a tutti, 12 e 13 minuti, domenica 20 febbraio 2022, ben ritrovati, il nostro appuntamento consueto con l'ora di pranzo, chiamiamola così, il nostro Focus TG, fino alle 13 in compagnia per rivedere un po' quello che sta accadendo a nord-est, per dare notizie dell'ultima ora, per spostarci un po' nelle varie città del nostro Veneto. Direi di partire guardando comunque i dati della pandemia arrivati da Azienda Zero, il consueto bollettino che insomma è incoraggiante, possiamo dire così, diciamo, i dati che fotografano la situazione a questa mattina alle 8, domenica mattina alle 8, mostrano una flessione costante dei nuovi contagi in Veneto. Ieri sono stati, quindi fino a stamattina, eccoli qua, 3.805, ingrandisco un po' così vedete meglio, eccoli qui, 3.805 i positivi trovati con i tamponi, le 24 ore precedenti erano stati 4.870, quindi più di 1.000 in più, quindi insomma è un dato buono. 73.475 i veneti attualmente positivi. Per quanto riguarda i ricoveri, scorriamo qui, vedete molti segni meno e questo è positivo, fino ad arrivare ad un numero totale di meno 10 ricoveri in reparti ordinari e situazione invariata invece nelle terapie intensive, 8 i decessi nelle ultime 24 ore, il che significa che in totale ci sono 103 ricoverati in terapia intensiva, ma unendo sia i positivi che quelli negativi ancora ricoverati, e poi quindi già guariti, e poi 1190 invece il dato dei reparti non di terapia intensiva. Insomma, come dicevo, dati incoraggianti, dati sanitari incoraggianti. Adesso andiamo a Bassano, perché insomma un altro tema che fa molto discutere e anche preoccupare le categorie economiche è quello del caro bollette. Ci sono i 6 miliardi che arriveranno dal governo stanziati nelle ultime ore, però non sono visti come la soluzione totale e quindi come la risoluzione del problema da parte proprio delle categorie economiche di Bassano. 6 miliardi varati dal governo contro il caro bollette, ma per chi ha un'attività questa cifra stanziata da Roma non servirà a coprire il buco che si è venuto a creare. Nei primi 6 mesi questo paese pagherà 44,8 miliardi in più di energia. Finora ne abbiamo presi 11 dal governo, quindi ne rimangono 33,8 in più. Quindi questi 33 miliardi e 8 in più saranno poi distribuiti tra famiglie e imprese, quindi un salasso. Ci vedremo costretti sicuramente a rivedere tutto quello che è costo aziendale, quindi ci sarà un'inflazione in aumento e quindi questi 6 miliardi di ieri sicuramente fanno comodo, ma non sono la soluzione. Il problema di questo paese è uno, che in questo momento stiamo sì pagando un problema di carattere internazionale, quindi con questo problema che ci vede legati ad essere schiavi del gas altrui, ma il problema vero è che questo paese da più di 20 anni non ha una politica energetica seria e quindi siamo alla canna del gas proprio per questi motivi. Cioè non c'è mai stata una pianificazione, non c'è mai stata secondo lei anche una volontà di cercare di trovare una soluzione, trovare un'alternativa a quello che era più semplice forse da utilizzare? Ma stiamo pagando il fatto che io ho sempre visto in questo paese i comitati del no, le non decisioni, persone che non sono mai riuscite a vedere più in là della propria situazione elettorale, quindi al massimo vedevano i loro 4-5 anni, ma non di più. Ecco, le nostre generazioni purtroppo pagheranno questo. In tutto questo si stima in Italia una perdita di 250.000 posti di lavoro, prosegue Venzo, con un Veneto che non intende arrendersi. Il paese è fatto di questo nord-est produttivo che fortunatamente ha sempre cercato di venirne fuori. Adesso veramente stiamo cercando di capire come, perché questi costi non erano e non sono imputabili a una gestione di impresa quotidiana, quindi dobbiamo capire anche noi cosa fare, dove guardare e come comportarci.
Oggi è stata una giornata importante nella Basilica del Santo, l'abbiamo visto prima di Focus TG, la festa della traslazione delle reliquie del Santo, uno degli appuntamenti insomma di oggi, e in Piazza del Santo poi oggi pomeriggio alle 15 una manifestazione sia alla pace, no alla guerra, per la pace in Ucraina promossa da Sant'Egidio, e poi insomma gli appuntamenti del Carnevale a Venezia e tutti gli altri eventi, diciamo così, previsti in Veneto. Parliamo adesso di medici, perché la Regione Veneto ha incassato una sentenza che il Presidente Zaia ha definito storica. Infatti la Consulta ha respinto il ricorso contro la decisione di assumere medici senza specializzazione per far fronte all'emergenza sanitaria. Sentiamo il Governatore. La Corte dà ragione a noi, il che vuol dire che non abbiamo avuto solo ragione, ma si apre un nuovo fronte, che è quello che tutte le regioni possono provvedere all'assunzione di nuovi medici, diciamo giovani medici, laureati abilitati, che poi andranno a specializzarsi, ma che nel frattempo possono magari lavorare in un pronto soccorso in un'area medica. Il presidente del Veneto Luca Zaia definisce storica la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione Medici Dirigenti ANAO Assomed alla delibera con cui la Regione Veneto, per far fronte alla carenza di camici bianchi, aveva aperto nell'estate 2019 all'assunzione di 500 nuovi medici, laureati e abilitati, ma ancora senza specializzazione. Provvedimento primo in Italia che aveva attirato sulla regione pesanti critiche proprio da parte dei sindacati dei medici. Poi il Covid invece ci ha insegnato che se hai bisogno di un bicchiere d'acqua non chiedi la qualifica a qualcuno, ma è importante che ti porti il bicchiere d'acqua. Però ripeto, qui stiamo parlando di giovani medici laureati in medicina e chirurgia. E allora io dicevo, guardate, se mi venite a dire che un giovane medico laureato che si è fatto 6 anni di università e poi, se non ricordo male, 2 anni di abilitazione è ancora uno sprovveduto che non si può avvicinare a un paziente, allora qualcosa non funziona. Al ricorso di ANAO Assomed, la Regione aveva deciso di controbattere punto per punto, arrivando davanti alla Consulta, che ha ritenuto corretta la scelta di assumere i giovani medici senza specializzazione. Ora, aggiunge Zaia, alla luce di questa sentenza sarebbe forse il caso di rivedere le norme nazionali in modo da snellire il più possibile le procedure riguardanti i giovani medici e gli specializzandi. L'emergenza sanitaria ha mostrato ancora più chiaramente quanto importanti siano le figure degli operatori della sanità e fondamentale la loro valorizzazione. Io direi che ci sono 2 cose da fare: assumerne e formarne quindi di più e pagarli anche di più, perché gli operatori del mondo della sanità oggettivamente devono avere più riconoscimento anche economico rispetto a quello che fanno, e queste sono le vere sfide. Non star lì a dire che un medico laureato e abilitato non può avvicinarsi a un paziente. Ecco, queste sono insomma le novità riguardo alle assunzioni dei medici in regione. E tra l'altro vi mostro anche i dati sulle vaccinazioni, perché dopo alcuni giorni che erano rimaste sotto quota 10.000 sono tornate a salire. Infatti ieri abbiamo avuto 15.047 vaccinazioni, delle quali, come vedete dallo schema, 564 prime dosi, 2.645 seconde dosi e 11.838 booster, cioè terze dosi. Questo significa che la popolazione veneta coperta dalla terza dose sale al 62,5%, quindi un nuovo aumento allora di vaccinazioni. E andiamo a Venezia, perché insomma da ieri è entrato nel vivo il carnevale, lo spettacolo e ovviamente insomma l'acqua che rende tutto più affascinante. Nebula Solaris non tradisce le attese e incanta Venezia nella splendida cornice dell'Arsenale, diventato un teatro a cielo aperto. La sfilata sarà replicata anche oggi e domani, sempre con 2 appuntamenti al giorno alle 18.45 e alle 21.15, e poi da giovedì grasso a martedì grasso repliche tutti i giorni negli stessi orari. La partecipazione del pubblico è gratuita, ma si dovrà prenotare nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Una magia ha così illuminato il Carnevale di Venezia 2022. La soddisfazione di chi ci ha sempre creduto nonostante la pandemia, il direttore artistico del Carnevale di Venezia Massimo Checchetto e il direttore di Vera Fabrizio Doria. Innanzitutto uno spettacolo ospitato all'Arsenale di Venezia,
che è un posto straordinario, e questo è già uno spettacolo. In più abbiamo voluto metterci qualcosa di noi, quindi ci sarà uno spettacolo di fuoco, acqua e videoproiezioni con musica, quindi uno spettacolo anche tecnologico nel bacino dell'Arsenale di Venezia. La risposta del pubblico è sorprendente, perché non appena con la Comune di Venezia abbiamo deciso di ripartire in sicurezza con questa manifestazione, la risposta di cittadini e ospiti della città è stata subito vincente. Poi, sempre Doria, questa mattina davanti al parco appena allestito in piazza San Marco, per dare il via ad un'altra iniziativa molto attesa dal popolo del Carnevale. Da oggi le maschere possono fare la loro foto ufficiale 360 e poi partecipare al concorso con una giuria virtuale che da tutto il mondo proclamerà la maschera più bella dell'edizione 2022. E allora, entrati nel vivo i festeggiamenti, quindi restiamo insomma su questa notizia che è insomma molto importante per il Veneto e anche un po' un segnale di speranza, di ripartenza. Sono le 12:24, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo con Focus TG. Bentornati a Focus TG, ancora insieme, sono le 12:29, fino alle 13 rimarremo qui, vi porteremo anche ovviamente nelle varie città del Veneto per vedere cosa sta succedendo. Abbiamo letto di una campagna vaccinale che è cresciuta dopo alcuni giorni con vaccinazioni sotto quota 1000, ieri 1500, la maggior parte sono booster, terze dosi, oltre il 62% dei veneti ora ha anche la terza dose, quindi una percentuale che è aumentata, e poi dati incoraggianti sui contagi che sono scesi ancora in Veneto nelle ultime 24 ore. Adesso parliamo di scuole che sono sotto i riflettori per 1000 motivi in questo periodo. Un appello che andiamo a Bassano arriva ed è diretto agli amministratori della città ma anche alla regione, e in particolare per la scuola Mazzini perché venga riaperta. Dopo l'intervento delle minoranze, dopo le chiare dichiarazioni rilasciate al nostro microfono dai bassanesi, ora interviene il Consiglio dell'Istituto dell'IC1 con il suo presidente Paolo Retinò. Sul piatto il futuro di 2 scuole, la Mazzini e la Vittorelli. Sì, perché dopo la chiusura della storica elementare del centro città, gli alunni sono stati trasferiti all'adiacente media Vittorelli, con enormi difficoltà di gestione, ci spiega. La situazione per noi non è sostenibile. Il personale insegnante, il personale tutto dell'istituto sta lavorando da 2 anni con un grande sacrificio, con grande competenza, un servizio scolastico di altissima qualità, ma noi per i nostri figli e per gli studenti vogliamo degli spazi adeguati a una città florida, è una città come Bassano. La scuola di oggi non è fatta di sole aule, ma servono spazi adeguati. Abbiamo bisogno di aule laboratoriali che possano essere usate in tranquillità, spazi verdi, per la scuola primaria spazi per la mensa, che in questo momento nella scuola Vittorelli mancano, e senza la promiscuità che sul lungo periodo potrebbe minare la qualità della didattica, che invece adesso come ribadisco di alta qualità proprio grazie alla grande professionalità del personale insegnante in primis. E rivolgendosi soprattutto a chi amministra la città dicono basta nascondersi dietro la scusa del calo demografico. Quest'anno nell'Istituto Comprensivo 1 abbiamo avuto un aumento considerevole di iscritti, abbiamo recuperato il calo che purtroppo c'era stato lo scorso anno sulla scuola secondaria in modo particolare, ma anche sulla scuola Mazzini, nonché sugli altri plessi dell'istituto. Quindi l'istituto regge, tiene, perché evidentemente le famiglie capiscono la qualità dell'offerta didattica che offriamo. Nella lettera che il Consiglio dell'Istituto 1 ha inviato a Sindaca Pavan, amministratori e assessora regionale Donazzan, una sola richiesta. Noi vogliamo che l'edificio della scuola Mazzini resti scuola, riapra come scuola, perché è una scuola e il nostro territorio, parlo da genitore, ha bisogno di una scuola primaria. Eccoci qua, allora siamo tornati in studio per rimanere un po' sull'altopiano, rimaniamo nella zona di Bassano e dell'altopiano di Asiago, perché insomma, si parla di lupi, se ne è parlato tanto in questi mesi, e insomma lupi che spesso si sono avvicinati, direi, anche alle case, e quindi andiamo un po' a vedere qual è la situazione da questo punto di vista.
L'ululato sale nella notte, seguito subito da un altro. È il concerto notturno dei lupi che ammalia e lascia sgomenti gli uomini chiusi nelle loro case. È la voce del selvatico che echeggia dalla notte dei tempi. Stavolta però l'ululato dei lupi non rimbalza fra le rupi selvagge dove l'uomo non mette piede, ma dai prati innevati a 2 passi dalle case di Asiago. Il video è stato girato da Federico Povoledo, cuoco asiaghese e grande appassionato di natura, direttamente dalla sua abitazione. Eccoli i figli della notte che cantano la loro canzone alla luna piena. Federico viene svegliato ogni notte dal concerto di lupi a meno di 100 metri da casa sua ed è riuscito anche a filmare gli animali con un visore notturno. Il video è stato rilanciato dai social che trattano di faccende altopianesi, ridestando il dibattito sulla presenza dei lupi nella zona dei 7 comuni. Di questo parleremo e riparleremo domani. Ora è il momento di ascoltare la loro voce, ancora una volta. Un video davvero affascinante questo, insomma, che ci fa capire quale sia la reale situazione di convivenza tra i residenti dell'altopiano e i lupi. Adesso andiamo a Padova perché comunque la vicenda del caro bollette, ne abbiamo parlato poco fa per il Bassanese, ma insomma è ovviamente attuale anche in tutto il resto del Veneto, e baristi e ristoratori padovani hanno scelto di spegnere le luci delle loro attività per mezz'ora in segno di protesta, chiedono un intervento del governo. I costi così a spanne sono raddoppiati, ci dicono. Le luci di Piazza dei Signori a Padova spente per 30 minuti. Eccola la protesta annunciata di baristi e ristoratori contro il caro bolletta. In un periodo in cui stavamo partendo, l'economia ripartiva, ci troviamo questo fardello che difficilmente possiamo sopportare. Dopo 2 anni di sacrifici legati alla pandemia, questa non ci voleva certo. Dopo il Covid, un'altra stangata per i pubblici esercizi che hanno visto bollette raddoppiate rispetto all'anno precedente. Mi è arrivato 18.000 euro di energia elettrica contro i 10.000, 11.000 o 9.008 che pagavo negli anni, diciamo nei mesi precedenti. Adesso siamo quasi al 60-70% in più. Non lo so, adesso vedremo insomma. Intanto bisogna sperare che la stagione cominci bene, che il lavoro che la stagione si apra bene, che ci sia lavoro e quindi che riusciamo anche insomma a sostenere questi costi qua e poi si vedrà insomma. Una manifestazione supportata anche dal comune di Padova. In piazza c'era l'assessore al commercio Antonio Bressa. Abbiamo deciso insieme al sindaco proprio qui con gli esercenti di dare questa dimostrazione spegnendo l'illuminazione pubblica di Piazza dei Signori solo per qualche minuto, perché ovviamente non vogliamo creare dei disagi ai cittadini, però per dare il segnale forte che siamo a fianco delle imprese che giustamente si stavano risollevando da una situazione di difficoltà e che con il caro energia rientrano invece in una situazione critica. Il governo deve intervenire, dicono i rappresentanti della categoria, per voce di Filippo Segato. Nell'immediato il governo ha già stanziato dei soldi in più tranche, però abbiamo visto che sono serviti a poco, per non dire quasi a nulla. Nel medio e lungo periodo però vogliamo, anche per avere un minimo, un briciolo di fiducia nel futuro, una politica energetica che miri sicuramente alle rinnovabili, ma eventualmente anche ad altre fonti energetiche. Abbiamo visto che altri paesi, Croazia, Francia, Germania, hanno avuto il coraggio di stabilire e programmare una politica energetica, cosa che in Italia ancora purtroppo non c'è. Su questo tema, insomma, ogni giorno avremo delle novità sicuramente. Il grido d'allarme dei commercianti, dei ristoratori, insomma, di chi ha un'attività commerciale ovviamente sono forti e quotidiani. A Vicenza invece la settimana che si è conclusa è stata, diciamo, all'insegna del nodo del traffico di Anconetta. Ne abbiamo parlato molto nelle ultime settimane. Adesso è il momento di tirare le conclusioni. Ci sono anche i residenti che insomma hanno detto la loro su questa vicenda e dicevamo è il momento di portare la loro voce al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Nessuno decida sopra la testa dei cittadini. Dopo decenni di convivenza con il passaggio a livello, dopo aver subito smog, rumore e traffico col transito di 20.000 veicoli al giorno, adesso progetti e soluzioni, nuove o vecchie, non caschino dall'alto senza aver consultato i cittadini di Anconetta, i diretti interessati che hanno sempre chiesto che il treno
passi sottoterra. E sotto sarebbe meglio. Penso che la migliore sia interrare la ferrovia sicuramente. Certo che interrato sarebbe molto meglio, certamente. Sarebbe meglio l'interramento perché per il quartiere il cavalcavia sarebbe molto impattante. Cosa bella sarebbe fare un progetto un po' più ecologico, forse il treno sotto sarebbe meglio. No, interramento, per carità, interramento. Su questa linea anche il Consiglio Comunale di Vicenza, che soltanto 7 mesi fa, con questa mozione presentata da Roberto Cattaneo e approvata all'unanimità da 21 consiglieri su 21 votanti, ha impegnato il sindaco e la giunta, lo leggiamo testualmente, ad avviare nei tempi più rapidi possibili un incontro con RFI per realizzare un progetto di massima per l'interramento ferroviario relativo al passaggio a livello sulla linea Vicenza-Schio in Viale Trieste-Anconetta, prendendo atto che è l'unica soluzione che la città in generale e la popolazione di Anconetta ritengono essere la meno impattante e la migliore possibile. Questa mozione e questo emendamento è stato approvato dal sindaco, dalla maggioranza e dall'opposizione. Tutti d'accordo di mandare avanti questa mozione. Tutti d'accordo, dal centro-sinistra al centro-destra, tanto che il sindaco è andato a Roma con una rappresentanza di cittadini di Anconetta per discutere con RFI l'interramento del treno. Noi siamo andati a Roma con il nostro sindaco che ci ha appoggiati per presentare un progetto di interramento della linea ferroviaria con un impatto zero sul nostro quartiere, che anzi risulterebbe abbellito con la realizzazione anche di 2 giardini pensili sopra le campate, diciamo, dove andrebbe sotto il treno. RFI ha detto che ci sono delle criticità che sono superabili, che si può fare un progetto di massima. Insomma, RFI, che finanzierebbe l'interramento del treno, non ha scartato questa ipotesi e l'amministrazione, supportata da tutte le forze del Consiglio Comunale, ha preso questa direzione. E allora, se c'è una coerenza e la politica rappresenta i cittadini, è difficile che venga accolta l'ultima ipotesi, quella di lasciare il treno in superficie e di realizzare un cavalcavia per auto e camion lungo 120 metri e alto 7 metri in mezzo al quartiere. Che il sindaco ascolti Anconetta. Sicuramente è importante che di fronte a un progetto che vuole vedere il superamento di Anconetta, del passaggio a livello in particolare, ci sia un confronto con il territorio. Come abbiamo fatto per il prolungamento di Via Aldomoro, è importante incontrare i comitati di quartiere, capire quali sono le esigenze, capire come il progetto impatta sul territorio e da lì poi ragionare sul da farsi. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica che continua a registrare una elevata circolazione del virus, nel rispetto del principio di massima precauzione, ai soggetti immunodepressi è raccomandata la somministrazione di una sorta di quarta dose, quindi 3 cicli, ma poi anche una nuova dose, purché sia trascorso un intervallo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale, e questa è la decisione presa proprio in queste ore dal Ministero. Quindi sì alla quarta dose dopo 120 giorni dalla terza per i soggetti immunodepressi. Queste sono le ultime novità in merito alla cosiddetta quarta dose. Il caro energia colpisce anche Nove, un po' la capitale delle ceramiche, perché ovviamente questo può acuire, anzi acuirà sicuramente la crisi. E dopo il Covid il caro energia sta mettendo in ginocchio l'economia italiana e quindi anche l'economia del nostro territorio. Noi siamo venuti qui in uno dei distretti produttivi più importanti del Veneto, quello della ceramica, per vedere da vicino la situazione, perché dai numeri non si scappa. Queste qua sono le ultime bollette che abbiamo ricevuto e questi sono i costi che dobbiamo sostenere e pagare, insomma, perché se non si paga il metano ce lo chiudono. Sicché possiamo andare avanti ancora per un po', ma se non riceviamo degli aiuti importanti dobbiamo arrenderci.
e quella della resa potrebbe essere l'ultima, anzi l'unica mossa possibile per fronteggiare questo aumento spaventoso dei costi. Da circa 9.000 a quasi 27.000 euro, triplicate le bollette per il signor Mariano Venzo, che da 43 anni è a capo della sua azienda di ceramica nel Bassanese. 2 stabilimenti, 5 forni accesi 24 ore su 24, ma soprattutto un consumo di 215.000 metri cubi all'anno di gas metano. Che noi continuiamo ad andare avanti perché abbiamo degli impegni di lavoro molto importanti. La nostra produzione è fatta praticamente di 100% all'estero, 100%. Abbiamo preso degli impegni, non vogliamo mantenerli, ma con questi costi siamo veramente preoccupati perché non vediamo la luce in fondo al tunnel, insomma. Ma soprattutto voi avete bisogno oggi di un aiuto, non tra anni, è oggi il momento in cui avete bisogno di un aiuto concreto? No, oggi, ieri. Una situazione estremamente delicata che ad oggi non ha soluzioni. Era più facile mettere la gente in cassa integrazione, ma questo cosa sarebbe costato tanto alla collettività? Molto di più. La cassa integrazione 40, 35, 36 dipendenti costava molto di più. E in più abbiamo questi impegni con i nostri clienti che vanno dalla Corea al Vietnam, all'Uruguay, all'America, al Giappone. Che non possiamo fermarci. Aiuti oggi e nell'immediato. E questa è l'unica speranza a cui si aggrappa il settore che con questa nuova crisi rischia di scomparire. E speriamo che chi di dovere, il governo, chi si deve occupare di questa cosa ci venga incontro, ecco, ma sono tutte le ceramiche così, sono tutte, non c'è alternativa se non che cuocere con il gas. Quindi situazione comune a tutti gli imprenditori che lavorano nel settore delle ceramiche, avete sentito, non c'è alternativa al gas e ai forni che devono cuocere appunto le ceramiche. 12:44, facciamo ancora una brevissima pausa, poi torniamo con voi. (12:48), bentornati a Focus TG, siamo insieme fino alle 13 per raccontarvi quello che accade a nord-est, in particolare parlando di pandemia ci sono questi dati incoraggianti che vengono dai nuovi contagi, 3.805 nelle ultime 24 ore, 1.000 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, quindi insomma è un dato, è una tendenza sicuramente positiva perché il calo c'è ed è costante e anche piuttosto evidente. Intanto però c'è chi protesta perché non vuole che ci sia più l'ospedale di Schiavonia nella Bassa Padovana riservato esclusivamente al Covid, l'hanno chiesto 500 cittadini, sindaci di tutti i partiti, però in realtà insomma è una manifestazione che poi ha avuto anche dei risvolti politici. Vediamo. Mai più Covid Hospital, lo pretendono per Schiavonia almeno 500 cittadini di un'area molto vasta del Padovano, 44 comuni, 180.000 abitanti, che va dal Montagnanese al Conselvano, che hanno partecipato alla protesta fuori dall'ospedale. Con loro associazioni, i parlamentari Endrizzi, Lazzarini e Zan, consiglieri regionali, soprattutto del centro-sinistra, ma anche alcuni del centro-destra. Cittadini che per 2 anni si sono visti blindare l'accesso al loro ospedale, salvo in caso di grave contagio al Covid. Gente che ha dovuto accettare il rinvio di interventi chirurgici, ricoveri, visite, emergenze, a meno che non accettasse anche di effettuarli nei lontani ospedali di Piove di Sacco o Cittadella. Popolo al quale non è bastato ricevere indietro, giusto giovedì scorso, il pronto soccorso per dimenticare i disagi. Quando sono stata male ho chiamato il pronto soccorso e sono intervenuti subito, ma mi hanno portato la prima volta quando mi sono sentita male a Piove di Sacco, la seconda volta che ho avuto un'altra volta a distanza di pochi mesi ancora un malessere e mi hanno portato ad Abano Terme. Un cittadino di 56 anni credo, o quell'età lì, si è sentito male, abitava a Montagnana, si è sentito male durante la notte, è arrivato al primo soccorso di Montagnana, da Montagnana l'hanno trasferito qui, da qui l'hanno tenuto
avuto un paio d'ore sotto osservazione, non so cosa hanno fatto, l'hanno preso in ambulanza, l'hanno portato a Padova e poverino dopo 4-5 ore da quando si è sentito male è arrivato a Padova cadavere purtroppo. Questo territorio negli anni ha assistito alla chiusura di 4 ospedali, l'inaugurazione nel 2014 di uno tutto nuovo, Schiavonia, con oltre 400 posti letto, scesi poi a 220, fino alla scelta della Regione nel marzo 2020 di limitarne l'uso ai contagiati dal Covid. Abbiamo dato, hanno detto in molti al microfono, il nostro ospedale torni a lavorare per gli acuti e le emergenze. La Bassa ha chiesto questo e non solo. Le scuse sono un gesto minimo di attenzione umana ed è doveroso, perché crediamo che non si sia considerato completamente delle soluzioni alternative. E vedremo come andrà a finire. Da registrare anche che alcuni sindaci leghisti hanno lasciato la manifestazione quando ci sono state contestazioni, alcune contestazioni contro il governatore Zaia, insomma il pericolo di strumentalizzare questa manifestazione è stato sottolineato dai sindaci leghisti. E andiamo adesso, parliamo di ULSS 7, la ULSS 7 Pedemontana, perché gli amministratori e chi ricopre incarichi di nomina pubblica deve presentare ogni anno una dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità con il proprio ruolo. E siamo andati a vedere nel sito dell'ULSS 7 Pedemontana com'è la situazione. Chi ricopre incarichi pubblici o nel pubblico lo sa che vige l'obbligo di presentare ogni anno un documento relativo all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Una semplice formalità, un'autocertificazione nella quale si dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di questo status. Semplice formalità, dicevamo, ma la forma nasce proprio per garantire il funzionamento della macchina pubblica. Per l'amministrazione trasparente, quindi, queste dichiarazioni vengono pubblicate ogni anno in albo pretorio e sono consultabili da tutti, a meno che non vengano consegnate o caricate. In questo caso non se ne troverà traccia nell'amministrazione trasparente. E allora andiamo a vedere il sito dell'ULSS 7 Pedemontana per vedere qual è la situazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità riferite al 2021. Salta all'occhio come siano presenti quella del direttore amministrativo, quella del direttore dei servizi sociosanitari e quella del direttore sanitario dell'azienda pedemontana. E quella del direttore generale? Niente, nella casellina destinata alla documentazione di Carlo Bramezza per il 2021 c'è solo il curriculum. Vabbè, direte voi, per i direttori la regola non vale. Ce lo siamo chiesto anche noi e siamo andati a vedere, per esempio, la documentazione del direttore di un'altra azienda sanitaria, in questo caso quella padovana, e per il direttore Paolo Fortuna c'è proprio tutto. Un rapido passaggio con l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, conferma che sul portale manca la dichiarazione di non incompatibilità del direttore generale Carlo Bramezza. Viene da chiedersi quindi come mai sia assente questa documentazione e quali eventuali ricadute possa portare la mancanza della dichiarazione. Le domande sul caso Bramezza che da giorni la nostra emittente pone per far chiarezza su quanto sta accadendo al vertice dell'ULSS 7 aumentano e si fanno sempre più pressanti. E forse è arrivato il momento che qualcuno inizi a dare risposte. 12:54, stavo guardando l'ora, fino alle 13, come sapete rimaniamo insieme. Andiamo a Vicenza dove c'è una novità, un cosiddetto percorso tattile, vediamo di cosa si tratta. L'esplorazione dell'opera parte dall'alto, in cui vediamo, si può percepire al tatto sullo sfondo, insomma, l'arcata retrostante. Scendendo, mantenendosi al centro, troviamo la Madonna sul trono. È così che si legge un'opera d'arte con le mani, e l'arte parla la lingua di tutti. Un percorso tattile al Museo Civico di Palazzo Chiericati per consentire anche al pubblico non vedente ed ipovedente di esplorare e conoscere alcuni dei quadri più importanti esposti al museo.
Per ora sono 9 le opere riprodotte in forma tridimensionale su tavolette che si illuminano, ma il progetto inclusivo punta ad estendere i propri orizzonti. È un primo step, altre ne realizzeremo, almeno un'altra decina al Museo Chiericati, e stiamo già lavorando alle opere al Museo Naturalistico Archeologico, perché vogliamo che sia un progetto sempre più esteso e che un po' riguardi tutti i musei civici. Rappresenta un tassello che va ad arricchire la spinta al progetto di rete Musei per Tutti, che rientra nel dossier di candidatura a Vicenza 2024 Capitale della Cultura e contribuisce a proiettare la città del Palladio in una dimensione più accessibile. E parliamo di inclusione e anche di crescita, perché unire appunto l'inclusione con la cultura è una crescita non solo dell'individuo ma anche della società stessa. Noi riteniamo fondamentale poter appunto godere di queste opere, organizzare questo tipo di uscite fra i nostri associati per renderli partecipi di cosa offre il territorio. E in occasione della giornata nazionale dell'alfabeto Braille, domenica 20 febbraio, ci saranno visite guidate per persone con disabilità visiva. Come spesso facciamo, insomma, è interessante anche andare magari oltre regione. Grazie ai colleghi di Tele4 abbiamo la possibilità di vedere che aria tira dalle parti di Trieste, e c'è un comitato, il comitato No Ovo Via, che ha doppiato l'obiettivo delle 500 firme per un referendum, e quindi vediamo un po' qual è la situazione. Questo è un tema molto sentito in città. È stato un risultato sorprendente anche per noi, perché c'è stata una grande affluenza. Adesso si sta ancora firmando perché abbiamo dovuto mandare via la gente e abbiamo altresì recuperato alcune schede per ulteriori firme, in modo da esaurire le 940 firme che avevamo prevista a fronte delle 500 che servono in questa fase. Quindi la città ha risposto, siamo molto contenti. La pioggia non frena i triestini contrari all'Ovovia. Quasi 1000 le firme raccolte in un'ora e mezza, a fronte delle 500 necessarie per depositare il quesito referendario, con code ai gazebo allestiti in piazza Borsa, a Opicina e a Barcola. Considerato il raddoppio di quello che era l'obiettivo iniziale, i promotori hanno deciso di chiudere i punti di raccolta. Grazie di cuore a tutta la città che dimostra che sulle scelte importanti vuole partecipare, e una riappropriazione del diritto all'informazione, perché abbiamo visto in questi 2 mesi la principale lamentela che veniva espressa era la mancanza di un'informazione adeguata rispetto alla possibilità di fare qualcosa di importante per la città. Con le firme raccolte oggi, la Commissione dei Garanti valuterà l'ammissibilità del quesito così formulato. Volete voi che sia realizzato il progetto per la cabinovia Trieste-Portovecchio-Carso? In caso di parere positivo potrà iniziare la raccolta delle 12.000 firme in 3 mesi per indire il referendum cittadino. Noi lunedì mattina consegneremo al protocollo le firme raccolte affinché l'apposito comitato, l'apposita commissione che deve essere istituita dal Comune ai sensi dei regolamenti vigenti, possa prenderle in esame, e conseguentemente poi, se verrà ammesso il quesito, avvieremo la campagna vera e propria di informazione prima di tutto, perché vogliamo sviluppare un dibattito trasversale in tutta la città, non solo sulle aree interessate dall'intervento, e poi promuovere il referendum vero e proprio per dare la possibilità alla gente di esprimersi. Da Trieste torniamo in studio, giusto il tempo per salutarci. Vi ricordo di rimanere con noi anche oggi pomeriggio, poi nel tardo pomeriggio i nostri notiziari con il TG Bassano alle 18.50, Vicenza alle 19.15, poi alle 21 il film Donni Brasco con Al Pacino e Johnny Depp. E allora buon pomeriggio, buona serata, intanto però buon pranzo e grazie per averci seguito. Arrivederci.